Anche io vi parlo di una roba forse cita, ma secondo me importante che riguarda le nostre montagne. L'altra settimana a Montemale di Cuneo, è stata una bella conferenza sul tema di associazioni fondiarie, che sono una bella maniera per dei navni alle nostre montagne dismenciate del Piemonte. In poche parole, l'associazione fondiaria funziona in questa maniera. I diversi proprietari di terreni che più per un avvallo praticamente niente, ha conferito a questa associazione i suoi terreni all'associazione. Quindi l'associazione ha diversi, era di grosso insieme e poi fitteie a Marghè che apporta il suo besce in pastura alla prima e all'autunno. E questa è una bella maniera per valorizzare i territori perché in un posto come Montumale, è un po' pieno di blussa, è un po' pieno di risorse. Il problema è che hai tanta frammentazione, i pra sono abbandonati e robe che è naturale che capita in questa maniera sì, ma uno strumento come l'associazione fondiaria serve appunto a superare questo problema e probabilmente a rilanciare lo sviluppo prima di tutto turistico e poi economico di un posto come quelli, ma come tanti posti del Piemonte e Mac. Tra l'altro è uno strumento che non inventa noi perché il professor Lele Viola in quella conferenza lì ha spiegato che è uno strumento che si doveva già secoli fa proprio da quelle bande, quindi non inventa niente, ma semplicemente ma modernizza che cosa che esisteva già, anche perché in quelle nostre montagne una civiltà è morta e sono una cosa dolorosa naturalmente per noi, però dobbiamo rendere conto che in cui più dobbiamo fare cose come facevano i nostri pari, i nostri nonni, perché appunto i tempi sono cambiati e le cose sono differenti, il mondo va in maniera differente e diventa, come dire, di questa maniera, ma l'indrenta, noi dobbiamo, in quelle montagne sono risorse, e se non dobbiamo neanche conto che quantità di risorse che sia da una mira turistica e quindi economica e allora stiamo non parlando di che cosa che ha un valore, stiamo parlando di che cosa che ha un valore stermà e sempre in quella conferenza vi ricordare il professor Andrea Cavallero che era fan una bella disamina di queste associazioni fondiarie come funzionano, come in pratica come venta fe per creare. Alberto Valmaggia che ha portato l'esperienza della prima ASFO italiana che è quella di Carnino e poi dei nostri tra virgolette perché è nel mio paese Sindic Oscar Virano e Fabrizio Elena che la fai da moderatore all'incontro ma è una questione di ringraziare le persone che è una cosa sicuramente importante non che vorrei dire soprattutto è che un strumento come questo e sarà non l'unico ma è un strumento importante è una maniera per valorizzare le risorse che sono grosse e sono importanti, ma che magari si rendono in conto e se ognuno ha anche il suo tocco, il sopra. Ecco, questa sia per essere una buona metafora, se uno ha anche il sopra aveva niente pia da solo, ma se uno abita insieme il prasso con il pra lausin e via fuori, tu insieme tutte queste persone poi dovevi un bel ritorno, magari a cheat, certo, ma con il tempo è una cosa che accade. Questa è una buona maniera per valorizzare i territori che ha risorse magnifiche, che noi riusciamo a fuma fatica a valorizzare. Montemale insomma è abbastanza avanti perché le iniziative sono tante, quando si fanno feste sono centinaia di persone e quindi sono cose che come di sono già quel paese lì sono già insomma sono un po' sono avanti rispetto a tante di altre esperienze però è importante sapere che è la maniera per valorizzare questa montagna maniera pratica e danze da fe questa sì è una prima iniziativa o una tra le tante ecco che si fare e l'idea centrale è questa che la montagna
alle neanche cosca muoire, alle morti e una civiltà e lo sume, sono un fa male perché è una cosa dolorosa, perché sono il nostro reise, il radise e via forte, ma l'indrinta è il nostro avvenire, è tanta parte del nostro avvenire, quindi è una cosa che considero in maniera molto ben attenta.